Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi e quella di mercoledì prossimo sono dedicate agli anziani che nell'ambito della famiglia sono i nonni o i zii nonni. Oggi riflettiamo sulla problematica condizione attuale degli anziani e la prossima volta, cioè il prossimo mercoledì, più in positivo sulla vocazione contenuta in questa età della vita. Grazie ai progressi della medicina la vita si è allungata, ma la società non si è allargata alla vita. Il numero degli anziani si è moltiplicato, ma le nostre società non si sono organizzate abbastanza per fare posto a loro con giusto rispetto e concreta considerazione per la loro fragilità e la loro dignità. Finché siamo giovani siamo indotti a ignorare la vecchiaia, come se fosse una malattia da tenere lontana. Quando poi diventiamo anziani, specialmente se siamo poveri, se siamo malati, se siamo soli, sperimentiamo le lacune di una società programmatica sull'efficienza che conseguentemente ignora gli anziani. E gli anziani sono una ricchezza, non si possono ignorare. Benedetto XVI, visitando una casa per anziani, usò parole chiare e profetiche. Diceva così: la qualità di una società, vorrei dire di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. È vero, l'attenzione agli anziani fa la differenza di una civiltà. In una civiltà c'è attenzione all'anziano, c'è posto per l'anziano, questa civiltà andrà avanti perché sa rispettare la saggezza, la sapienza degli anziani. In una civiltà non c'è posto per gli anziani, sono scartati perché creano problemi. Questa società porta con sé il virus della morte, così di chiaro. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento. I figli diminuiscono, i vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi è una grande sfida per la società contemporanea. Eppure una cultura del profitto insiste nel far apparire i vecchi come un peso, una zavorra. Non solo non producono, pensa, ma sono un onere. Insomma, qual è il risultato di pensare così? Vanno scartati. È brutto vedere
gli anziani scartati. È cosa brutta, è peccato. Non si osa dirlo apertamente, ma lo si fa. C'è qualcosa di vile in questa assuefazione alla cultura dello scarto, ma noi siamo abituati a scartare gente. Vogliamo rimuovere la nostra accresciuta paura della debolezza e della vulnerabilità, ma così facendo aumentiamo negli anziani l'angoscia di essere mal sopportate e abbandonate. Già nel mio ministero a Buenos Aires ho toccato con mano questa realtà con i suoi problemi. Gli anziani sono abbandonati e non solo nella precarietà materiale, sono abbandonati nella egoistica incapacità di accettare il loro limite che riflettono i nostri limiti, nelle numerose difficoltà che oggi debbono superare per sopravvivere in una civiltà che non permette loro di partecipare, di dire la propria, né di essere referenti secondo il modello consumistico del soltanto i giovani possono essere utili e possono godere. Questi anziani dovrebbero invece essere per tutta la società la riserva sapienziale del nostro popolo. Gli anziani sono la riserva sapienziale del nostro popolo. Con quanta facilità si mette a dormire la coscienza quando non c'è amore. E così succede. Io ricordo quando visitavo le case del riposo, parlavo con ognuno e tante volte ho sentito questo. Ah, come sta lei? E i suoi figli? Bene, bene. Quanti ne ha? Tanti. E quando vengono a visitarla? Sì, sì, sempre, sì, vengono. E quando sono venuto l'ultima volta? E così l'anziana, ricordo una specialmente, diceva, ma per Natale eravamo in agosto, 8 mesi senza essere visitati dai figli, 8 mesi abbandonato. Questo si chiama peccato mortale, capito? Una volta da bambino la nonna ci raccontava una storia di un nonno anziano che nel mangiare si sporcava perché non poteva portare il cucchiaio bene alla bocca con la soppa. E il figlio, ossia il papà della famiglia, aveva deciso di spostarlo dalla tavola comune e ha fatto un tavolino in cucina dove non si vedeva perché mangiassi da solo. E così non facevo una brutta figura quando venivano gli amici a pranzo o a cena. Pochi giorni dopo arrivò a casa e trovò il suo figlio più piccolo giocando con legno e il martello, i chiodi, faceva qualcosa lì. Dice, ma cosa fai? Ah, faccio un tavolo, papà. Un tavolo, perché? Per averlo quando tu diventi anziano, così tu puoi mangiare lì. I bambini hanno più coscienza di noi. Nella tradizione della Chiesa vi è un bagaglio di sapienza che ha sempre sostenuto una cultura di vicinanza agli anziani,
una disposizione all'accompagnamento affettuoso e solidale in questa parte finale della vita. Tale tradizione è radicata nella Sacra Scrittura, come attestano ad esempio queste espressioni del libro del Siracide: non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch'essi hanno imparato dai loro padri, dai loro imparerai il discernimento e come rispondere nel momento del bisogno. La Chiesa non può e non vuole conformarsi a una mentalità di insofferenza e tantomeno di indifferenza e di disprezzo nei confronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità che facciano sentire l'anziano parte viva della sua comunità. Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri, che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto. L'anziano non è un alieno, l'anziano siamo noi. Fra poco, fra molto, inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo, e se noi non impariamo a trattare bene gli anziani, così ci tratteranno a noi. Fragili siamo un po' tutti vecchi. Alcuni però sono particolarmente deboli, molti sono soli e segnati dalla malattia. Alcuni dipendono da cure indispensabili e dall'attenzione degli altri. Faremo per questo un passo indietro? Li abbandoneremo al loro destino? Una società senza prossimità, dove la gratuità e l'affetto senza contropartita, anche fra estranei, vanno scomparendo, è una società perversa. La Chiesa, fedele alla parola di Dio, non può tollerare queste degenerazioni. Una comunità cristiana in cui prossimità e gratuità non fossero più considerate indispensabili, perderebbe con esse la sua anima. Dove non c'è onore per gli anziani, non c'è futuro per i giovani.